Tempi ancora incerti sulla organizzazione delle scuole siciliane fissata a settembre prossimo. Ed infatti se dal Ministero della Pubblica Istruzione sono state diramate le prime indicazioni a tutte le scuole italiane, in Sicilia le linee regionali di studio tardano ad essere definite. La già intricata questione su distanza, banchi e mascherine agita notevolmente la burocrazia siciliana che dovrà occuparsi della regolamentazione delle scuole. Stefano Suraniti, il nuovo direttore dell'Ufficio Scolastico Siciliano, ha già trasmesso le indicazioni dal Comitato Tecnico Scientifico che insieme al Politecnico di Milano hanno elaborato le linee guida per gli studenti. Si parla di un range di minima superficie unitaria per alunno compreso tra 1,8 metri quadrati e 2,2 metri quadrati. Ma si fa poi un complesso ragionamento sul punto da cui iniziare a misurare per calcolare le distanze. Una specie di azzeccagarbugli che complicherà la già fragile e complicata situazione delle scuole in Sicilia. Nel documento inviato ai presidi si scrive delle rime boccali, cioè la distanza delle rispettive bocche che dovrà essere a 1 metro di distanza da quella degli alunni. Come si può mai immaginare una cosa del genere? Noi lo vedremo più avanti. Nella zona banchi, ad esempio, il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime boccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione della seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. In altre parole, distanza di 1 metro, ok, fra sedia e sedia, non fra banco e banco. Con riferimento alla zona cattedra, la distanza dovrà essere di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno. È una strategia studiata per evitare di indossare la mascherina. Il parere del Comitato Tecnico Scientifico suggerisce infatti di usarle durante il movimento fra i banchi se il distanziamento non è sufficiente. L'eventuale rivalutazione del mancato utilizzo della mascherina, mette le mani avanti il Ministero, potrà essere valutata soltanto dopo l'esito degli indici epidemiologici relativi alla diffusione del virus osservati nell'ultima settimana del mese di agosto. Suraniti detta quindi le regole, si invitano i dirigenti scolastici ad un'attenta valutazione delle richieste di organico docenti ATA, utilizzando anche il valore di 1,8 metri quadrati se compatibile con le norme sulla sicurezza e con il distanziamento statico di 1 metro. La scrivente direzione fa affidamento al senso di responsabilità comune, poiché richieste non congrue e non giustificate potrebbero penalizzare altre scuole del territorio. Entro martedì della prossima settimana bisognerà compilare il monitoraggio. Quante sono le classi in difficoltà, quanti sono gli alunni in sovrannumero e quante sono le classi e le aule aggiuntive necessarie, oltre alla necessità di altro personale ATA, dirottando anche all'insegnamento i docenti impiegati nei progetti speciali fino a quando non sarà cessata l'emergenza, conclude la nota del direttore Stefano Suraniti.